L'Accademia Bonifaciana Città di Anagni ha aperto ufficialmente l'anno accademico 2019-2020 con la cerimonia di conferimento del titolo di senatore accademico onorario e del premio internazionale Bonifacio VIII al presidente della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi. Ad accogliere nella città dei Papi il presidente Lattanzi, il primo cittadino Daniele Natalia ed un picchetto d'onore interforze. Già nel 2014 il presidente della Corte Costituzionale era stato in visita privata ad Anagni e all'Accademia Bonifaciana ed ha accolto con grande onore il premio internazionale Bonifacio VIII. Considero per me un grosso onore questa onorificenza, che mi fa particolarmente piacere anche perché proviene da una città come Anagni, da una città, se consentite, della ciociaria, che considero un po' la mia terra d'origine, e che rappresenta tantissime cose, soprattutto rappresenta perché è appunto al termine della mia vita professionale dedicata essenzialmente alla giustizia e al diritto, che è venuta, e quindi rappresenta un po' il coronamento di questa vita professionale. Coronamento appunto che non poteva essere migliore che attraverso questa onorificenza. La cerimonia di premiazione della 17ª edizione del premio si è svolta sabato 2 novembre nella Sala della Ragione della Città dei Papi, alla presenza del rettore e presidente Sante De Angelis, del presidente del comitato scientifico Monsignor Enrico Dal Cavolo, del presidente onorario Cardinal José Sarahiva Martínez, del sindaco di Anagni Daniele Natalia, di autorità civili e militari e numerosi cittadini. Per noi oltre che essere un grande onore, è un prestigio poi averlo anche come senatore accademico onorario dell'Accademia Bonifaciana, e questa è la seconda volta che ci onora della sua visita. La prima volta il 14 settembre del 2014 ha visitato in forma privata la città di Anagni e l'Accademia Bonifaciana, e oggi ufficialmente con tutti gli onori dovuti lo riceviamo e sarà ospite graditissimo della città di Anagni, dell'amministrazione comunale, dell'Accademia Bonifaciana, dei suoi delegati, e anche lui, come i suoi predecessori premiati, riceverà la famosa scultura del maestro Egidio Ambrosetti, che rappresenta proprio il profilo di Bonifacio VIII, che primo fra tutti è stato accolto da Giovanni Paolo II nel 2003. In occasione dell'apertura del nuovo anno accademico, il presidente della Corte Costituzionale Lattanzi ha tenuto una lectio magistralis sul tema l'attualità della Costituzione. Io oggi ho parlato dell'attualità della Costituzione, una cosa di cui vado parlando spesso. Significa due cose. Significa da un lato che la Costituzione, che è nata dai sacrifici che hanno compiuto i vari costituenti durante la guerra e durante il fascismo, merita di essere conosciuta e merita di essere in qualche misura onorata. E ai giovani direi appunto: cercate di conoscerla e di onorarla, come è accaduto a noi che l'abbiamo vissuta fin dai primi tempi. Insomma, oggi appare un po' lontana nel tempo ed è importante appunto che sia richiamata la memoria della Costituzione e di quello che ha significato. Al termine della cerimonia, il presidente della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi ha raggiunto insieme ad autorità civili e militari Piazza Cavour, dove ha deposto una corona di alloro al monumento ai caduti per la pace.